Ciao a tutti, oggi è lunedì, bentornati in questo nuovo Weekmas vlog. Stavo per dire weekly, no, ce l'ho fatta a dire Weekmas. E non so per quanto andranno avanti questi vlog della settimana, perché è una spiegazione molto semplice, perché da domani inizierò a lavorare per tutta la stagione invernale. Adesso mi preparo per andare a prendere Pepe. Pepe alla fine è stato bene questi 2 giorni, tutto a posto, è molto impaurito, quello sì, perché è in un ambiente diverso dal suo, con altri animali e quindi è un po' impaurito, però sta bene e quindi adesso mi preparo, vado a prenderlo. No, ma sapete che ho ancora la maschera in testa? Non ci credo, mi ero dimenticata, io stavo andando via coi capelli così. No, no. Detto questo, mi preparo perché sono veramente svampita. Mi è arrivata questa notizia che inizio a lavorare, quindi sono un po' fuori di me. Non mi sembra vero, sinceramente, non mi sembra vero. E, non è un lavoro d'ufficio, quello no, sono sempre pulizie e pazienza, sopporterò, tanto è fino al 31 marzo, quindi sopporterò la stagione, ecco. Non è tutto l'anno continuativo, quindi va bene così. Ho fatto la spesa al Lidl e ecco qua, adesso vado a prendere Pepe. Aspetta che vi appiccico qua in macchina, che non mi scappate chissà dove. Ok, sì, c'è una donna qua dietro. Sì, vabbè, dai, non importa. Ho i pantaloni che mi cadono e da domani che inizierò a lavorare dimagrirò di sicuro, perché è un lavoro parecchio snervante. Bisogna correre, correre, correre. E quindi so com'è quel lavoro, l'ho già fatto, quindi... E quindi... No, vi dico, faccio la cameriera ai piani, ecco. Perché sennò parlo del nulla con voi, perché non vi ho detto cosa faccio in realtà. No, la scorsa settimana ho fatto pulizie e da domani cameriera ai piani. Adesso pronti, partenza, via, andiamo a prendere Pepe, che è ora. Sì, quella si stava chiedendo cosa facevo io col telefono. È difficile, la gente non è ancora entrata nell'ottica che col telefono registri video, li posti su internet. No, non è ancora chiara questa cosa. Va bene, adesso vado perché è tardi, cioè tardi, sono quasi le 4. Al momento sono appena entrata in Vallesella di Cadore e non so se è Vallesella di Cadore o Vallesella di Domegge, vabbè. Poi ci sarà Domegge di Cadore e poi ci sarà Lozzo di Cadore. Ecco, io mi fermerò prima di entrare nel paese di Lozzo, quindi boh, andiamo a prendere il mio Peppo. Quanto mi è mancato Pepe, non avete idea. È proprio l'anima della casa, si è sentita tantissimo la sua mancanza, perché mi sembrava di non avere gatti senza Pepe. Visto che non riuscirò a fare molti video questa settimana, non riuscirò a fare tanto il weekly, vi faccio vedere che cosa ho preso di spesa, così aggiungo un po' di video. Iniziamo. Allora, ho preso le banane, vi faccio vedere subito queste e altre perché poi mi dimentico subito. Poi le patatine, dietro c'è una cassa di acqua naturale, questa qua piccolina. Poi ho preso uno sgrassatore, sempre questo qua a Marsiglia, 3 di latte, visto che per un po' non andrò a fare spesa, credo. Poi ho preso dei sughi, perché se Franz è da solo, un po' ne preparerò io e un po' ce li sono già pronti. E i cetriolini. Poi ho preso le uova
i Moncherie perché sono per una persona, non sono per Franz. Poi due reti di clementine, queste sono una rete a 1 chilo, 1,29 €, c'era l'offerta che erano 1,29 €. Siccome ne mangio molti, ne ho prese due, anche se lì ne ho ancora, ma ho detto siccome ne mangio tanti, poi magari me li porto anche dietro al lavoro, quindi me li sono presi. Due confezioni di brioche per Franz. Poi ho voluto provare a prendere questi, poi li mangerà Franz, tipo gli Oreo, sono gli Oreo, e non so come siano sinceramente. Ho preso i guanti fucsia di nuovo perché gli altri non li ho finiti, o sì, per andare a lavorare insomma ne ho usati, quindi ne ho presi ancora e sono 4 paia. Poi vabbè, i rasoi e le strisce depilatorie, perché mi pare che le ho quasi finite. E questa è la roba che non va in frigo. Adesso vi faccio vedere il resto. Il resto della spesa è, allora, pomodorini, intanto questi qua li ho presi così intanto maturano. Poi ho preso questo pacchettone da 2 kg di patatine, queste qua sono quelle buone. Poi ho preso uno di cordon bleu e uno di nuggets, sì, come quelli del McDonald's. Poi ho preso 2 di questo formaggio fresco qui, che questo ha il lattosio, ma io ne ho uno senza lattosio in frigo. Poi ho preso 2 confezioni di wurstel di pollo, queste le tengo sempre in frigo. Poi ho preso un po' di affettati, allora il prosciutto, poi lo speck, questa qui che era in offerta, questi qua erano più o meno tutti in offerta tranne il prosciutto, e questo è l'antipasto piacentino. No, questo è il prosciutto cotto arrosto e la mortadella. La porchetta l'avete già vista, vero? Non ho preso la porchetta, ecco. Poi ho preso una confezione di questo contorno grigliato, è verdura praticamente da fare in padella, e 2 confezioni di patate, queste qua solite. Adesso nel mio caos devo mettere via tutto perché è arrivato Franz, sono le 7:30 quasi, devo ancora fare la cena, e quindi sì, buona fortuna a me e buon lavoro a me. Penso per dopodomani, non domani. Vabbè, qua sarà quel che sarà, insomma, prima o poi andrò a lavorare. E basta, ci sentiamo prossimamente. Buongiorno, oggi è martedì, vi faccio salutare da Pepe che sta benissimo. Vero Pepe? Ehi Pepe? Amore, tu sì che stai bene. Invece Pipo al raffreddore, Panna anche. Pipo gocciola, praticamente gocciola. Va in giro per casa a fare goccioline. E Panna ha un po' di raffreddore, ma è perché c'è freddo in questa casa, non riesco a scaldare, quindi pazienza. Allora, come vi ho detto ieri sera, oggi non sono al lavoro perché ci sono cose burocratiche, quindi bisogna aspettare che ci siano tutte le carte. E domani inizio, insomma, dovrebbe chiamarmi in giornata la signora che assume, insomma, per avvisarmi di queste cose, insomma. Vabbè, adesso ho mangiato una banana, ma mi è rimasta pesante. Di solito la mattina non mi rimane pesante, ma boh, cosa stavo facendo? Ah sì, devo andare in posta, ho tutto burro cacao qua intorno, se vedete lucido. Devo andare in posta che devo pagare 2 bollette. Buongiorno, oggi è mercoledì 21 e vado a lavorare. Ci sono pronta, adesso devo andare. 8:15 e devo essere sul lavoro e quindi devo darmi una mossa e spero andrà bene, spero veramente andrà bene, non so ancora a che ora finirò e non so tante cose sinceramente, ma accetto quello che viene, insomma. Boh, vedremo come sarà, vi racconterò quando finirò di lavorare, registrerò un pezzo di video per dirvi come è andato il primo giorno dopo più di 1 anno e mezzo. Non lo so, ma è tantissimo che non lavoro. Va bene, ci sentiamo più tardi, quindi penso pomeriggio. Come primo giorno posso dirvi che mi è sembrato abbastanza caotico, nel senso che ci sono ancora cose cioè parecchie camere da pulire, è ancora abbastanza sottosopra la cosa. Però se pensate che domenica è Natale è abbastanza un casino ancora. Il metodo di pulizia per il bagno non mi piace. Sinceramente ero abituata diversamente ed era molto più veloce, però vedremo insomma più in là come andrà. Buongiorno, oggi è sabato, la vigilia di Natale.
Sono rimasta assente con questo vlog perché sono successe tante cose, non sono stata bene psicologicamente e quindi dovuto dal fatto che al lavoro è ancora un gran casino, come vi ho detto il primo giorno di lavoro. E, infatti ieri volevo lasciare il lavoro, poi sono riuscita ad arrivare a una soluzione per il momento e quindi continuo ad andare a lavorare. Ieri ho fatto 4 ore, oggi farò 8 ore e quindi niente, questo è quanto. Eh, C'è veramente una disorganizzazione totale. Io sono abituata ad avere tutto per fare tutto come si deve e lì non c'è niente, c'è poco o niente. E quindi sono rimasta spiazzata. Lavorare così io preferirei non lavorare. Però vabbè, ormai sono lì, rimango, almeno per le feste cerco di rimanere e poi dopo non lo so come andrà sinceramente, vedremo. E quindi detto questo, adesso sto preparando il pranzo per Franz perché altrimenti è sempre tutto di corsa a pranzo, lui deve farsi da mangiare, è troppo per lui, non riesce. Ha meno di un'ora di tempo per farsi tutto, quindi non ci riesce, quindi lo sto preparando adesso e sono quasi le 7:30, alle 8:30 devo essere sul lavoro, quindi riesco a fare tutto. Adesso mi vesto, ho un freddo, mi vesto e c'è una novità. Franz mi ha fatto un grande, grandissimo, enorme, super mega iper regalo e mi ha regalato l'iPhone. Nonostante tutto, è riuscito a prendermi l'iPhone e, e quindi niente, ieri siamo stati a Belluno e l'abbiamo preso. Abbiamo avuto un piccolo problema con il pagamento perché avevamo inserito anche l'assicurazione per il vetro rotto, però dura solo 10 mesi e non 12, cioè mi è sembrata strana sta cosa, ma non andava il pagamento, però i soldi ce li aveva. Alla fine sapete che cos'era? Aveva superato il tetto massimo di pagamenti con il bancomat. Che figura di merda, veramente io ve lo dico, una figura di merda. E quindi abbiamo dovuto togliere l'assicurazione che è 94 euro, tantissimo, e togliendo quella il pagamento è andato, cioè veramente una figura pessima. Adesso l'acqua dovrebbe bollire. Ecco fatto. Adesso perdonatemi, vado nel buio. Ecco. Adesso devo aprire gli scuri, devo ancora aprirli in camera. E l'iPhone, ecco, l'iPhone è qua. Eccolo qui. È grande, però è troppo bello, cioè pesa in confronto a questo qua che sto usando, pesa parecchio. E questo qua che uso adesso, il 5S, lo regalo a mia mamma. Per cui posso farvelo vedere, nel senso che il video uscirà domenica, quindi riesco a non farle scoprire che che io ho preso l'iPhone perché non le l'ho detto. Lo sapeva già che le l'avrei regalato, ma non sapeva quando. E l'iPhone, eccolo qua. È veramente enorme. Ho comprato una cover così perché giusto una cover semplice ho preso per il momento perché non mi piace, però per avere una cover, insomma, che non si rovini subito, l'ho preso. Ho lasciato su la pellicola, quella originale, solo che dovrò toglierla. Ho comprato il vetro temperato, il pellicola in vetro temperato, sì, questa qua. E ne ho presa una anche per mia mamma, così le faccio regalo telefono più pellicola, sarà super contenta. E niente, l'iPhone è bellino, l'unico problema è che devo passare tutti i dati su questo qua nuovo. Oggi non lo userò questo qua perché non l'ho ancora sincronizzato, non sono riuscita, l'ho attivato, ma devo passare tutte le app dal 5S al 7 Plus, quindi è un po' un casino. Sto facendo il backup di tutto, ma siccome ho tanta roba è difficile. Comunque è veramente carino. Adesso io l'ho tenuto qua dentro c'è un freddo e vabbè, comunque bello, mi piace. Questo
Lo desideravo da tanto, lo sapete, e finalmente ce l'ho. È stato un regalo veramente perfetto. E devo dire che non è neanche scomodo da usare con una mano. Secondo me no. Boh, secondo tanti sì, secondo me non è scomodo. Comunque, non si vede niente perché... Ok, vabbè, non si vede lo schermo, comunque è come tutti gli iPhone. E, e basta, 7:30. Bene, sono le 7:30, è vero. Oh, ma siamo il 24 di dicembre, ho ancora l'orologio sbagliato. Shh, non ditelo a nessuno. Non vi avevo detto, ho dovuto togliere tutti gli alberelli. No, non ve l'ho detto perché non vi ho aggiornato questi giorni. Ho tolto tutti gli alberelli perché Pippo ha iniziato a stare male martedì. Ha iniziato con le goccioline dal naso, quindi raffreddore, poi ha iniziato a vomitare. Forse ha smesso di vomitare oggi che è sabato. Non ho visto vomito in giro oggi, per cui spero abbia finito. Un giorno nel vomito ho trovato gli aghi degli alberelli e quindi presumo siano stati quelli a farlo star male, più l'influenza che aveva. Insomma, rendetevi conto, io ho lavorato sti giorni, arrivavo a casa che c'era vomito ovunque, sì che dovevo pulire anche casa. È stata un po' una tragedia questa settimana, veramente non lo so, è stata molto strana. E basta, adesso Pepe qua, Pipo è là sopra e Panda sta mangiando. Io mi sono scaldata un po' di latte, è meno 20 alle 8 e la pasta dovrebbe essere quasi pronta, dovrebbe, e basta. Poi lavo la pentola, lavo le ciotole dei gatti, insomma sistemo in modo da avere meno cose possibili da fare quando rientrerò dal lavoro. Eccovi, quindi vi ho aggiornati. Non saranno delle festività semplici per me, anche perché veramente è difficile tornare a lavorare dopo essere stati fermi. E è difficile lavorare con gente che ha dei metodi diversi e adattarsi a quei metodi. Infatti io faccio come mi pare, basta che sia pulito e io faccio come mi pare. E basta, niente, oggi sto già male al pensiero che dovrò fare 8 ore, mezz'ora di pausa, veramente è un po' bruttina la cosa, però si deve fare. Lo so che mi sto lamentando molto, ma se voi sapeste la condizione nella quale io sto lavorando, capireste tutto, ma non posso dire niente. Vabbè. Solo chi mi ha sentita privatamente sa cosa ho passato in questi giorni. E quindi io vi saluto. Ah, gli alberelli li ho messi là sopra, eh. Uno e uno, due. E quello di là in corridoio l'ho messo in bussola, così i gatti non lo prendono e sono tranquilla. Ho tolto tutto quello che potevano mangiare. Va bene, dai. Vi ringrazio per aver guardato questo weekly. Adesso lo edito subito e lo metto subito a caricare in modo da farlo andare online domani. Lo programmo per domani. E stasera sarò a cena da mia nonna, saremo a cena da mia nonna. Domani c'è il pranzo invece a casa dei miei. Non so io che orari farò domani, per cui magari farò la cena invece che il pranzo, dipende a che ora finirò. E ma l'albergo non è pieno e quindi forse domani faccio 4 ore. Oggi devo fare 8 ore perché c'è bisogno di finire tutti i lavori grossi e domani si vedrà, insomma, dai, io spero nelle 4 ore, così sono a casa per pranzo, però se dovessero essere 8 ore, pazienza. Vabbè, vengono pagate, quindi va bene lo stesso, no? Sarete d'accordo con me? Vabbè, dai, vado e grazie per aver guardato questo Weekmas vlog. Non so se riuscirò a fare un altro vlog della settimana, finché lavoro sarà molto difficile e quindi se vedrete un vlog bene e se non lo vedrete pazienza, sapete che sto lavorando e che quindi non ho molto tempo.
e basta, ciao, ci vediamo ai prossimi video, ciao ciao!